ci presentiamo davanti a voi dopo aver fatto tanti banchetti in tutto questo periodo, in tutti questi ultimi mesi. Forse ci conoscevate, ci avete già conosciuto, però oggi siamo qui davanti a voi a dirvi cosa abbiamo fatto e quello che pensiamo di fare nel prossimo futuro. Per cominciare vorrei riportarvi una mia esperienza personale. Io avevo una persona, un parente, ricoverato in ospedale per un'operazione abbastanza importante. Tutto bello, tutto buono, ottima assistenza, fantastico, tutto, però nella stanza sono 4 letti, 3 erano occupati di tanto in tanto, di giorno in giorno, da altre persone, tutti fuori reparto, tutti che avrebbero dovuto essere ricoverati nei reparti, in qualche reparto di medicina, e invece per mancanza di letti erano in chirurgia. Non è una cosa molto buona questa. Io ero un pochino preoccupata perché queste persone ancora in attesa di diagnosi, non si sa perché, che cosa hanno, cosa non hanno, vicino a una persona appena operata e per un'operazione anche importante, potrebbe essere, secondo me, anche un pochino pericoloso. Quindi questo problema dei fuori reparto è un problema gravissimo. Persone che poi non stanno neanche in quel posto per tanto tempo. C'era uno che stava malissimo, non si sapeva per che cosa era ricoverato, era in attesa di esami e aveva trovato posto in chirurgia. Il giorno dopo vado, non c'è, oddio, ho detto l'hanno spostato. E sì, mi dice l'infermiera, lo portiamo, l'abbiamo portato nel reparto di competenza. Arriva la moglie, non trova il marito e dico guardi, l'hanno portato nel reparto. E questa va dall'altra parte, va in cerca del marito. Il marito dopo un quarto d'ora torna con la barella, perché nel frattempo, nel tragitto tra la chirurgia e la medicina, il posto è stato occupato, quindi è tornato indietro. Questa cosa si è verificata 3 volte. Ogni giorno questo spostamento tipo pacco postale da un reparto all'altro. Non è che faccia bene ai malati, questa è una cosa veramente molto preoccupante. Però questo è uno dei tanti casi. Adesso io vorrei farvi sentire un'esperienza della mia amica Alessia, qua vicino, che anche lei ha avuto qualche problema di questo tipo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io volevo riportare un'esperienza che non mi ha toccato personalmente, ma che ha toccato una persona di famiglia molto vicina a me, coetanea peraltro, e che riguarda più che altro i tempi di attesa lunghissimi, esasperanti, per poter fare degli esami. Questa persona è stata in fine anno scorso, ottobre, novembre, sottoposta a varie visite mediche, dopo le quali si suggeriva una colonoscopia. Trattandosi di una persona giovane e tutto sommato non grave, ecco che i tempi di attesa sono diventati di oltre 6 mesi. Ora potete benissimo capire, so che questo è uno dei tanti casi che si portano così ad esempio, e che ognuno di noi avrebbe qualcosa da dire, non solo sui tempi d'attesa degli esami, ma anche per le operazioni o i casi dei fuori reparto, che seppure li ha nominati la nostra Edvige, abbiamo letto sul piccolo, abbiamo letto sui giornali, sembrerebbe che questi casi si siano un po' ridotti. A noi piacerebbe pensare, e fa piacere, che magari proprio con lo sforzo e le firme che abbiamo raccolto di tutti voi, tutti noi insieme, magari qualche piccolo merito lo abbiamo anche noi nell'aver smosso qualcosa. Ecco, quindi questo ci rende in un certo senso anche un po' fieri del lavoro che stiamo facendo e ci sprona a continuare. Tornando all'esperienza personale, ecco che cosa resta alla persona? La scelta di andare fuori Trieste, dove magari la colonoscopia può essere effettuata in tempi più brevi, però questo implica che cosa? Per una persona che lavora, perdere un giorno di lavoro, magari farsi anche accompagnare da qualcuno, oppure resta l'opzione di aspettare e magari sottovalutare, sottostimare quella che
perché se devo aspettare 6 mesi, evidentemente, allora forse non serve se devo aspettare così tanto. Quindi ecco che non mi pare più che questa sia una scelta, mi pare più che altro una deviazione, un depistamento da quello che è un bisogno della persona, la necessità di essere curato e di fare anche in un certo senso prevenzione, perché se una persona giovane ha la possibilità di effettuare degli esami e di conoscere per tempo la sua situazione, ecco che un domani anche peserà di meno la sanità. Questa è un po' la mia opinione e il mio caso personale, ma non è l'unico. C'è Bruno qui che parlerà del suo caso, mi invito a parlare, che riguarda tempi di attesa non per gli esami ma per interventi. Ecco. Sì, il mio è proprio un caso personale perché in dicembre, alla fine di dicembre, ho avuto un attacco di ernia inguinale. Il giorno 24 vado dal mio medico di base, mi fa la prescrizione, vado al CUP immediatamente e mi danno una visita per un chirurgo, perché il medico mi ha mandato dal chirurgo, per il giorno 31. E fin qua potremmo anche andare bene, c'era 25, 26, Natale, eccetera. Dolori che non vi dico. Chi ha avuto un'ernia inguinale sa di cosa parlo. Vado al 31 dal chirurgo dei Catinara. Mi dice sì, lei dovrà essere operato. La metto in nota. Dico, va bene, circa quanto crede? Ma non so, ci vorranno dei giorni, settimane. Dico, ma con i dolori che ho, non so che farci. E così. Bene, il giorno 5 di gennaio, non chiamato da nessuno, perché hanno detto che mi avrebbero chiamato dal maggiore, vado a cercare al day hospital se si sa qualcosa di me, del mio caso. Il giorno 5 non trovo nessuno, perché era un lunedì tra la domenica e il martedì che era l'Epifania, quindi non c'era nessuno al day hospital. Pazienza. Ci torno il giorno 7, mi dicono, ah sì, giusto, lei in questo momento avevamo la sua pratica e adesso le diamo l'appuntamento per le prove per il giorno 19. Dico, siamo il 7 e devo aspettare altri 12 giorni? Eh sì, per l'appuntamento. E poi per l'operazione? Teoricamente potrebbe passare 4 mesi, ma solitamente si riesce a far prima. Grazie, consigliato da altre persone, ho detto vado a una visita privata. Sono andato a una visita privata in una clinica cittadina, sono stato accolto il giorno dopo che ho chiesto la visita, 3 giorni dopo ero sotto i ferri. Questa è la differenza tra l'assistenza sanitaria pubblica e l'assistenza sanitaria privata. Ringrazio. E da questi piccoli esempi avete capito che poi noi ci siamo incontrati per vari motivi, ci conoscevamo prima e abbiamo deciso, scambiandoci queste informazioni e queste esperienze, che qualcosa bisognava pur fare. Non si poteva continuare a aspettare che qualcosa dall'alto piombasse su di noi a supporto, in aiuto dei bisogni dei cittadini. Ci siamo messi insieme Ilaria Romanzini, Alessia Fabretto, Edvige Ackerman, Furio Baldas e tanti altri che ancora sono